Semplicemente perché non sono intervenuto prima e questa è una materia che ho visto giustamente ha portato all'attenzione dei consiglieri e ci accompagnerà lungo il cammino di questa legislatura, cercando di puntualizzare alcune cose che va bene che ci ricordiamo di qui in avanti. Innanzitutto voglio dire che mi hanno colpito le parole del Movimento 5 Stelle. Io l'ho sentito riferire più di una volta in quest'Aula quando si parla di cultura. Mi sembra di comprendere che l'atteggiamento sia quello per cui chi fa cultura in questa regione in forma associata e anche in forma professionale venga visto con un certo sospetto dal gruppo del Movimento 5 Stelle, forse perché hanno una idea distorta della lunga storia di molti operatori della cultura in questa regione. E quindi capisco poi che la conseguenza è anche che con una visione, permettetemi, di destra, visto che non amano distinguere tra destra, sinistra e centro, invece io sì, in questo caso forse, per cui si dice che la cultura è, quando finanziata dal pubblico, diventa una sorta di palla al piede che mantiene qualcuno che ha quindi la caratteristica di essere mantenuto. Ma questo nemmeno i colleghi del centrodestra lo hanno detto, anche perché si sono trovati anche loro a operare con l'idea che la cultura è invece una risorsa ed è una di quelle cose che ha fatto crescere la nostra regione nel tempo. Quindi dire che la cultura è un covo di gente che approfitta ed è mantenuta mi lascia molto perplesso, per cui non vedo l'ora, caro Assessore, di entrare nel merito del dibattito insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, in particolare della Fratolin, che più di una volta qui dentro si è espressa come credo nemmeno Buffone Stalin si esprimeva quando parlava di temi come questi. No, ma io mi ricordo, siccome mi ricordo, adesso lo dico e non mancherò naturalmente di dimostrare il contrario, di dimostrare, credo insieme alla maggioranza di questa Aula, che invece il lavoro della cultura in Friuli Venezia Giulia è stato un lavoro di pregio e continua a essere uno degli assi che ci permette di distinguerci dal resto di molte regioni. Lo fa, come sappiamo, perché ha una cultura linguistica particolare. Oggi abbiamo votato non a caso il fatto di voler imporre il fuoco su una delle agenzie della nostra regione, che non può che essere sostenuta dall'investimento pubblico, perché altrimenti sarebbe impossibile far notare al resto d'Italia, al resto dei territori, che noi abbiamo una particolarità che va difesa. Questo è uno dei motivi per cui il denaro pubblico sostiene la cultura e lo sostiene anche in questa regione. Quindi sgombriamo il campo da questi atteggiamenti, lo dico ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, e mi preoccupo anche in qualità di Presidente della Commissione competente di aggiornare il dibattito in modo che sia chiaro che lavoreremo perché tutti i soldi che la Regione metterà in questo settore sono soldi ben spesi, sono soldi oculatamente diffusi certamente ce lo aspettiamo, questa è una richiesta che viene da quest'Aula, ma l'assessore lo ha già chiarito in più occasioni, con una normativa rinnovata e che vada incontro anche alle esigenze che in questo momento abbiamo, che è quello anche di selezionare gli interventi, di essere selettivi sugli interventi della cultura, così come dobbiamo essere selettivi in tutti gli interventi, compresi quelli dell'economia. Questo è il quadro che noi abbiamo davanti, proprio perché la cultura è una delle grandi risorse dello sviluppo di questa regione. E voglio riprendere anche le parole del Presidente Liva, anche questo con un atteggiamento costruttivo nei confronti della Giunta e dell'assessore, per cui ci aspettiamo che, siccome questo è il momento in cui noi dobbiamo avere molte idee e sappiamo che le idee ci provengono
dai settori della cultura ci provengono dalle nuove generazioni che alla cultura e all'istruzione sono molto legate, anzi dobbiamo far sì che siano sempre più legate perché ci diano la possibilità di esprimere innovazione. Ecco, noi pensiamo che il settore che è guidato dall'assessore Torrenti non solo non è marginale, non solo va finanziato con i soldi pubblici, ma è anche un settore che deve creare il giusto dibattito, perché anche noi qua dentro molto modestamente si abbiano le idee giuste per rifornire di risorse la comunità regionale. Quindi nessuna sottovalutazione, nessuna approssimazione, ma anzi la volontà anche in questo caso di intervenire in maniera riformista su quello che era il contesto, per necessità evidentemente, perché sappiamo che faremo le riforme non solo perché vogliamo, ma soprattutto perché dobbiamo. Ecco, io credo che quindi il dibattito che affronteremo sarà un dibattito molto interessante, ci sono tutte le premesse, sarà un dibattito approfondito, Assessore, un dibattito necessario. Naturalmente qui i tempi sono legati anche alle necessità che abbiamo legate al calendario fittissimo che questo Consiglio regionale si dà, date le emergenze, la situazione generale che viviamo, in particolare in riferimento anche ai lavori per la finanziaria. Quindi io mi auguro che al più presto si entri nel merito, perché sono un po' stufo di sentire cantilene sulla cultura non adeguate e vorrei che la Giunta ci aiutasse invece di entrare veramente nel merito di quello che è la vera qualità della cultura costruita nel tempo in Friuli Venezia Giulia. Grazie. Quindi il voto è ovviamente positivo. Grazie, consigliere Martinez. Bianchi, prego la parola. Grazie Presidente. Non ci sembrava necessario concludere o intervenire, ma costretti. Allora, costretti, sì. La lingua batte dove il dente duole. E questo è il mio unico commento all'intervento del collega Presidente Martinez. Non raccogliamo ovviamente nessun genere di provocazione, solo appunto magari Stalin era di destra? Invece accolgo, pur non cambiando parere e opinione su quanto precedentemente intervenuto, accolgo l'informazione detta in premessa dall'assessore Torrenti, dove si impegna ad affrontare in maniera organica e in parallelo alla riforma degli enti locali, che ci sembra alquanto appropriato e assolutamente condivisibile, in maniera organica e approfondita, una importante riforma e rivisitazione dell'approccio alla cultura in questa regione, perché, come è vero e come è stato detto, ormai sono più di 25 anni che non si affronta l'argomento, i tempi sono cambiati e noi saremo molto contenti e anche disponibili di poter intervenire e contribuire a questa rivisitazione e approccio diverso che aspettiamo di poter contribuire a portare avanti. Comunque, in ogni caso, il nostro parere è contrario al provvedimento. Grazie.